Con una festa in piazza il Villaggio Calcio ha presentato i giocatori che parteciperanno ai campionati di Lega nella stagione sportiva 2019-2020. L'evento, inserito nel contesto della grande castagnata organizzata dal Comune in piazza Aldo Moro, ha dato visibilità a diverse società sportive del territorio. I colori biancorossi del villaggio hanno sfilato nel cuore del paese, a testimonianza del legame che da sempre unisce la società sportiva alla cittadinanza di Cogorno e amplificata dall'accordo di collaborazione stipulato quest'anno con i cugini della Cogornese. Due realtà calcistiche che da oltre mezzo secolo hanno scelto di mettere al centro dei loro progetti i giovani e la loro crescita psicofisica. È stata anche l'occasione per presentare lo staff tecnico, dirigenti e volontari uniti dall'unica missione: lavorare insieme. Se dobbiamo trovare una parola che ci rappresenta in questo periodo e nei mesi in cui abbiamo lavorato tanto, è proprio la parola insieme. Insieme alla società, ai bambini, insieme al territorio, quindi un grande lavoro che ci inorgoglisce di quanto fatto finora. Nel contesto della giornata hanno potuto avvicinare giovani sportivi e altre società del territorio, tra queste l'On Volley Cogorno, nata come progetto di divulgazione e di insegnamento della pallavolo, le cui attività si svolgono nelle palestre di Cogorno, San Salvatore e Mezzanego. Siamo in collaborazione col CSI di Chiavari, dove abbiamo la Serie D. Io sono una giocatrice della Serie D del CSI e niente, oggi siamo qua a festeggiare questa bella giornata insieme. Reduci dai nazionali a squadra di ginnastica ritmica disputati a Fabriano, erano presenti in piazza anche i dirigenti e gli atleti della società ginnastica Riboli di Lavagna. Da diversi anni, da quando è entrato in funzione il Palazzetto di San Martino in pianta stabile, con sia l'agonistica della ritmica sia iniziato quasi per scherzo il corso dei bimbi piccoli giocando dai 3 anni in su, che comunque risponde molto bene.